Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che oggi dedicheremo alle mele, a questo straordinario frutto. Parleremo di 100 anni di mele nella nostra regione, l'evoluzione che c'è stata dalle mele, dalle varietà più antiche a quelle che oggi troviamo nei supermercati. Parleremo di questo proprio per poter parlare di questo argomento. Abbiamo invitato il collega Luigino Schiavon di Veneto Agricoltura, lavora presso l'azienda pilota dimostrativa Sasserami di Ceregnano, uno dei massimi esperti di mele che abbiamo in regione, ma non soltanto, ma anche a livello nazionale e internazionale. Proprio per questo abbiamo invitato Luigino e abbiamo disposto qui sul tavolo alcune varietà delle mele antiche, ma anche quelle che sono commercializzate oggi. Luigino, ci spieghi un pochettino cosa sono queste mele, da dove arrivano e magari se possiamo partire dalle origini, o meglio dalle origini, dall'inizio, parliamo degli ultimi 100 anni di mele, no? Queste sono praticamente l'esempio di quello che sta facendo Veneto Agricoltura oggi nel settore della frutticoltura. Presso una propria azienda ha istituito un frutteto sperimentale dove praticamente troviamo ospitate tutte o gran parte delle antiche varietà che erano in pericolo di estinzione, sono state recuperate e sono coltivate, diciamo, con amore perché rimanga fra di noi questa tradizione questi ricordi. Come sono state recuperate? Queste sono state recuperate... E dove? Esatto. In gran parte nelle zone pedemontane e montane del Veneto, in aree diciamo un po' marginali dove le piante erano ormai state abbandonate per lasciare spazio alle cultivar commerciali e piante che ormai erano vecchie e ammalate stavano scomparendo. Noi abbiamo prelevato del materiale vegetale, le abbiamo moltiplicate e le abbiamo diciamo messe nel nostro frutteto sperimentale. Abbiamo creato una specie di arca di Noè, io la chiamo. Quindi l'arca di Noè è questa, sì, per capirsi, esatto. O meglio, qui dentro c'è una parte... Abbiamo un centinaio di varietà di mele, di antiche mele del Veneto, abbiamo anche delle pere, delle pesche, del ciliegio, diciamo, di una volta che sono state recuperate. Io ricordo a Mel, alla manifestazione Mele a Mel, che tu avevi preparato un tavolo di Veneto Agricoltura lunghissimo con oltre 100 varietà di mele. Esatto. Qui ne abbiamo alcuni esempi. Ci parli un pochettino di alcune? Abbiamo alcune varietà, per esempio chiaramente come questa è la classica renetta. Sono tutte varietà che i nostri diciamo nonni o bisnonni utilizzavano come non tanto da consumo fresco ma per diciamo in cucina, per la produzione di dolci, marmellate e anche per la trasformazione, produzione di sidro, aceto e quant'altro, insomma, ecco. Queste non erano, diciamo, servevoli, nel senso non erano come queste mele che raccolte dalle piante si possono mangiare direttamente, oppure le lasciavano maturare, avevano una conservazione lunga, che una volta non esistevano né i frigoriferi né le celle frigorifere, per cui è questo che ha fatto la selezione. Quelle che duravano di più le tenevano, le altre chiaramente le eliminavano. Erano mele che comunque giravano un po' in tutta Italia e anche in Europa, perché i nostri migranti, che erano tutti quanti di origine di agricoltori, figli di agricoltori, quando giravano in cerca di lavoro nelle altre regioni o in altri diciamo, stati d'Europa, se vedevano una varietà di mele che gli sembrava bella, raccoglievano diciamo, il materiale e si facevano le piantine a casa. Quindi non è detto che tutti siano principalmente del Veneto, in parte sono del Veneto, in parte sono mele che giravano un po' tutta l'Europa. Certo. Ma ascolta Luigino, quindi se queste sono tutte mele, vecchie varietà venete, vuol dire che a livello nazionale ce ne sono altrettante? Certo, noi abbiamo appena pubblicato che però un numero molto ridotto, una pubblicazione in 3 volumi sulla biodiversità nazionale, e noi abbiamo partecipato come Veneto a buttare giù le schede di queste varietà, delle principali varietà di mele, di pere, di pesche che erano coltivate una volta. Ascolta Luigino, quando è che c'è stato il passaggio tra le varietà
antiche, sono state meno belle da vedere, sì. no? Voglio dire, rispetto certo. a queste che oggi vengono commercializzate. Sono state sostituite spontaneamente quando è cominciato ad arrivare dagli Stati Uniti varietà come la Golden Delicious. Che la troviamo? Sì, comunque. O come la Red Delicious, che è questa. Anche se una volta la Red Delicious era molto meno colorata, adesso con la selezione che si stanno facendo negli ultimi anni, la Red Delicious ha un colore eccellente, anche in pianura, perché una volta si riusciva a raggiungere un certo colore, diciamo, del frutto in montagna. Oggi si riesce a ottenere lo stesso, diciamo, risultato anche in pianura con le nuove selezioni, quindi è importante perché chiaramente il consumatore è attratto molto anche dall'aspetto del frutto. Quindi l'occhio vuole la sua parte, certo. E di conseguenza nel momento in cui il mercato ha cominciato a chiedere questo tipo di mele, queste hanno ceduto il passo. Ma non vuol dire che queste sono meno buone. No, vuol dire che devono essere utilizzate in modo diverso da quelle, diciamo, commerciali che oggi sono diffuse. Certo. Ascolta, da dove? Quali sono le zone? Tu parlavi della Pedemontana. Pedemontana, Vicentina. Ci porti anche qualche esempio? Vicentina, Bellunese, per esempio nella zona bellunese, poi addirittura c'è un paese. Per esempio, se io te ne prendo una a caso, spero che tu la conosca. Questa per esempio? Sì, questa è la rosa gentile, questa era diffusa un po' tutta quanta, ecco, questa è una di quelle rosa gentile, sì, che era diffusa un po' in tutta l'area, diciamo, del nord Italia e anche del centro. Ho capito. Era coltivata, una mela abbastanza succosa, croccante, veniva coltivata perché era buona da mangiare dopo un certo, diciamo, un periodo della raccolta, e in più era molto utilizzata proprio per la trasformazione, come si diceva prima. E ascolta, questa è sempre, sì. Prendiamone un'altra, questa qui per esempio? Questo è il Pon Limon. Pon Limon è una mela che il nome direbbe che dovrebbe essere acida, invece è dolcissima. Questa qua viene utilizzata nella zona di Vittorio Veneto. Quindi, come si può capire, il nostro patrimonio, la nostra biodiversità, nello specifico per quanto riguarda le mele, è veramente straordinaria. Sì, esatto. Ma il consumatore comune come fa a trovarle? Ecco, dove si queste mele non si trovano praticamente, oppure qualcuna tipo il Pon Prussiano, nella zona di Falle fanno anche una festa, hanno anche soprannominato il paese della mela prussiana, no? Là la trovi in un certo periodo, in questo periodo fanno anche la fiera del Pon Prussiano, certo. Il 29 mi sembra, e quindi là si possono trovare altre mele di questo tipo. Le stanno cercando gli agriturismi, perché gli agriturismi fanno un ragionamento molto semplice. Dicono, se un consumatore viene nel nostro agriturismo a prendere delle mele, non viene a prendere delle Fusi, delle Gala o delle Delicious, viene a prendere una mela diversa, perché quelle le trova anche al supermercato. Quindi significa che queste sono sì delle varietà antiche che possono essere proposte negli agriturismi, aziende, diciamo, di un certo tipo che hanno anche un futuro, che fanno anche trasformazione, fanno roba siroppata, fanno materiale siroppato, fanno dell'aceto di mele, fanno delle marmellate, quindi certo. dei dolci, quindi sicuramente. E quindi da qui possiamo capire l'importanza del ruolo di Veneto Agricoltura nel recuperare queste varietà. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che non lo facciamo noi, però molte di queste varietà hanno dei caratteri di resistenza, diciamo, molto superiori alle varietà commerciali, quindi un programma di incroci per ottenere varietà più resistenti ai parassiti sicuramente possono utilizzare dei geni di queste antiche varietà. Ti riferisci alla ticchiolatura, per esempio? Anche alla ticchiolatura, sì. Anche alla ticchiolatura. Ci sono delle varietà come... Quindi cosa si fa in quel caso? In quel caso si fanno degli incroci, cioè delle impollinazioni guidate, e quindi poi dopo si ottengono dei semenzali, da quelli si fanno delle verifiche per vedere se è stato trasmesso il carattere di resistenza, e non solo, perché oltre che al carattere di resistenza chiaramente dobbiamo ottenere un frutto che è gradevole per il consumatore. Certo. Ascolta, le mele che invece, come si diceva prima, anche l'occhio vuole la sua parte, come si diceva ormai sono invece le mele che troviamo nei supermercati, sì, nei banchi dei supermercati, sì, che hanno avuto il sopravvento. Certo. Sono di origine locale o arrivano da fuori? No, arrivano da fuori. La Golden, la Delicious. Ci porti qualche esempio? La Golden e la Delicious arrivano dagli Stati Uniti. Questa, per esempio? Sì.
dagli Stati Uniti. Questa è una Delicious rossa, Red Delicious, arriva dagli Stati Uniti. E quando è arrivata questa? È arrivata nei primi anni nel 1930-31. Ho capito. E poi ancora di queste che abbiamo? Poi abbiamo la Fuji, che è questa. La Fuji. Ecco, anche la Fuji, le prime Fuji che arrivavano in pianura non coloravano, adesso stiamo avendo, diciamo, nella selezione clonale abbiamo tenuto dei cloni di Fuji che colorano bene anche in pianura. Okay. La Fuji è un incrocio di Red Genet per Golden Delicious, è stata tenuta in Giappone, quindi di origine giapponese, ed è stata introdotta in Europa negli ultimi decenni. È una mela che è molto gradevole per il consumatore, perché è dolce e succosa. Questa invece, per esempio? Quella è una mutazione di Golden normale. Allora, ci sono due tipi di selezioni sulla Golden. Sì. Si cerca di selezionare una Golden completamente liscia, senza nessuna rugginosità. Questa è un po' ruggine. Ecco, e questa invece è una mela ruggine Golden ruggine, che viene apprezzata da una certa parte di consumatori, perché chiaramente, essendo così ruggine, è più concentrata, quindi più dolce. Certo, certo. Ascolta, qui vedo una curiosità, che è questa mela. Di cosa si tratta? Questa è una mela del gruppo delle Red Love, è una mela a polpa rossa. Non è eccezionale, è resistente perché è stato utilizzato il genitore resistente. Ma arriva da dove questo? Sono resistenti alla tecchilatura. Questa qua viene dalla Svizzera, e alla polpa rossa è molto acida, viene utilizzata principalmente, almeno da adesso qualche azienda ha cominciato a fare dei drink. Drink. Esatto. Ascolta, e quindi va da sé che quando noi andiamo al supermercato a comprare un chilo di mele e troviamo quel tipo di mele, quella varietà, quando invece abbiamo un mondo di fronte che però purtroppo non tutti hanno la fortuna. Il banco del supermercato purtroppo ha spazio per 6-7 varietà, le varietà sono centinaia, per cui alcune troveranno spazio perché sono, diciamo, hanno un supporto commerciale notevole. Quindi come è stato per la Pink Lady, questa è introdotta dall'Australia negli anni 90, la commercializzano, diciamo, a club, per cui viene commercializzata su una cassettina rosa particolare che rende subito visibile il prodotto. È stata pubblicizzata, è buona da mangiare, anzi la penultima che viene raccolta, perché l'ultima, una novità è questa, è Crison Crisp. Anche questa. Come si chiama questa? Crison Snow. Crison Snow è molto bella, molto colorata, è ancora presto per raccoglierla perché mancano ancora 15 giorni, 15-20 giorni, è la più tardiva di tutte. E questa si coltiva dove, per esempio? Qui nel Veneto? Questa non si coltiva ancora a livello libero, viene coltivata a livello di club. Okay. Cioè la produzione è contingentata, cioè il costitutore della varietà cede i diritti di moltiplicazione e di produzione a un gruppo ben specifico che produce una quantità limite per, diciamo, mantenere il prezzo e soprattutto anche un rapporto qualitativo che deve essere. Ho capito. Ma quindi sono i vivaisti che fanno un po' il mercato? I breeder e i vivaisti fanno il mercato, sì, perché i vivaisti se li mettono dentro loro, è chiaro che hanno interesse perché prendono delle royalty, e quindi ogni pianta che producono prendono sono loro che praticamente gestiscono un po' certe varietà, come questa la Moody, per esempio, una varietà resistente alla tecchilatura, molto bella, molto rossa anche in pianura. Quindi una varietà resistente. Sì, questa è una varietà. Quindi varietà resistente significa minor uso di prodotti chimici. Sì, resistente in particolare alla tecchilatura. La tecchilatura è un fungo che colpisce il melo, che se non contenuta provoca dei danni notevoli e costringe il frutticoltore a fare anche 30-35 trattamenti fungicidi. Con questo tipo di mele chiaramente i fungicidi, i 30-35 trattamenti fungicidi che vengono utilizzati normalmente sulle mele, diciamo, di quelle tradizionali non si usano. Ascolta Luigino, noi adesso abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, però chi fosse interessato ad approfondire questo argomento deve sapere che Veneto Agricoltura, con il suo centro di Sasserami,
è possibile raccogliere altre informazioni, certo. Quindi è possibile contattarvi. Noi facciamo sia delle mostre pomologiche presso certe, diciamo, aree particolarmente evocate alla mela, come può essere Zevio, no? Sì. Il paese della mela, là ogni anno l'abbiamo fatto 15 giorni fa, ogni anno facciamo una mostra pomologica su tutte le varietà di mele, le novità, diciamo, per così istruire anche i fruticoltori che devono fare dei nuovi impianti. Certo, quindi ci sono anche degli incontri tecnici. Ci sono degli incontri tecnici, ci sono dei convegni, ci sono anche delle visite in campo. Certo. Quindi il settore della mela è un settore vivo, si parte dalle varietà antiche ma in prospettiva con nuovi traguardi da raggiungere, anche grazie al lavoro che è stato fatto in tutti questi anni da Veneto Agricoltura. Noi vi diamo appuntamento, ringraziamo Luigino Schiavone per essere stato qui con noi oggi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buongiorno a tutti.